Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi non sono all'aperto, ma invece sono qui nella nostra sala delle rondini. Questa è una sala che noi utilizziamo per le nostre attività didattiche e che questa mattina ha visto impegnati io, Alberto e una scolaresca, pensate, di 40 bambini. 40 bambini che hanno voluto visitare con le loro insegnanti la nostra azienda, hanno voluto conoscere i nostri amici animali e poi questi bambini sono stati coinvolti in un'attività di laboratorio. Infatti per un'oretta circa li abbiamo fatti diventare dei piccoli agricoltori, quindi abituandoli a mettere le mani nel terreno, quindi ad annusare, a sentire, a toccare con le mani la terra. Hanno ripiantato delle piantine di insalata che poi si sono portati a casa, chiedendo anche a loro però cura e rispetto di tutte le piante, non solamente quindi rispetto e cura per la piantina che gli abbiamo affidato, ma per i fiori e le piante che si trovano anche nei giardini della scuola. La nostra attività però qui a Valgrande continua con tutti gli altri servizi che in questo momento sono il servizio di alloggio all'interno delle nostre stanze o per il servizio della ristorazione. La ristorazione che in questo momento si vede impegnati nella preparazione di piatti a base di asparagi bianchi o verdi che sono impiegati e cotti in diversi modi, abbinati sia alle carni oppure alle uova. Eppure siamo impegnati anche nella preparazione delle paste fatte in casa a base di uovo o di piatti vegetariani. Però c'è una novità stagionale ed è l'arrivo delle prime fragole. La bella stagione ci sta aiutando, per cui nei nostri menù accanto ai dolci si possono gustare le fragole. Abbinate alle meringhe, alla panna, ad altri dolci o al naturale. Se siete curiosi di assaggiare queste primizie stagionali, io vi invito a venirci a trovare, però lo potete fare sempre con la solita modalità e quindi prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti che troverete tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo in questa mia fase di riordino e vi aspetto. Ciao!